Io vi parlo con pacato dolore dei misfatti compiuti dai tedeschi, ai danni di una infinita schiera di lavoratori di tutte le razze e di tutti i paesi. Ed ecco il mio racconto. Sono stato a Mauthausen come internato politico, a causa di un atto di sabotaggio compiuto con una decina di italiani nelle officine di Kassel. Ho fatto 770 chilometri a piedi e vengo da quel campo di dolore, sede di ben 40.000 internati. I tedeschi mi avevano dato da intendere che mi spedivano in quel campo per lavoro ed invece mi inviarono meditatamente alla morte alla quale per un dono divino sono riuscito a sfuggire. La prima conoscenza con il Calvario a me riservato la feci nei cosiddetti blocchi di quarantena e compresi subito la crudeltà di vita a cui andavo incontro. Appena giunto venni immatricolato, quindi spogliato di tutto, meno della cinta per i calzoni, e mi trovai di colpo coperto di stracci e scalzo. Della mia roba, per quanto misera, se ne impossessò un tedesco. Poi incominciai una svirilizzazione. Vengo irrorato d'acqua con gli abiti addosso e messo al gelo di una indimenticabile notte di gennaio. Fuori faceva 30 gradi sotto zero. Questo è il preludio del mio ingresso a Mauthausen ed ecco la triste vita. Per una settimana di seguito non ebbi riposo. Una diabolica astuzia era praticata dai tedeschi per impedirmi di dormire. Eravamo collocati uno addosso l'altra su un fianco a spina di pesce. Nello spazio in cui avrebbero potuto stare 50 persone ne risultavano 200. E lavoro. Il lavoro caratterizzava la nostra giornata. Partivamo prima ancora del sorgere del sole in 500 alla volta, sfiniti, incapaci di camminare verso la zona più bombardata della Germania, quella industriale, e giorno per giorno chi non moriva di morte naturale od era incapace di proseguire lungo le interminabili tappe veniva colpito da armi da fuoco. A Mauthausen, nei fili spinati del campo di concentramento, vidi e soffrì della morte di centinaia di migliaia di lavoratori. Ben 10 forni crematori videro inghiottire i corpi semivivi di migliaia di italiani, le cui ceneri erano disperse a mo' di concime nei campi circonvicini. Il materiale per la cremazione era dato da noi, da quelli cioè che non erano più in grado di rendere nel lavoro forzato che durava dalle 12 alle 14 ore, con qualsiasi stagione, al solleone o al gelo. Le dissenterie, lo scorbuto e altre infinite malattie infettive decimavano i compagni di sciagura per i quali non esistevano né cure né medicamenti. Da qui l'altissima percentuale di morti e la materia prima per i forni. Terrori dei deportati. Gli altri morivano per incidenti causati dalla stanchezza, dall'intontimento e perché gli aguzzini ci toglievano di mezzo con un colpo di pistola alla nuca, con una martellata alle tempie, oppure con una stretta delle mani alla gola. Altri disgraziati erano destinati alla camera a gas e le tradotte azzurre. I condannati vi erano spinti dentro per fare il bagno 100 alla volta nello spazio di pochi metri quadrati e invece d'acqua ricevevamo il gas. Ho potuto riscontrare, a liberazione avvenuta da parte degli alleati, sulle lamiere di ferro i segni ancora delle unghie lasciati da chi si era dibattuto nell'ora della morte.